Tegola in casa Juventus. Durante una sessione di allenamento alla Continassa, in vista del match di Coppa Italia contro il Milan, Gonzalo Higuaín ha accusato un risentimento muscolare alla regione posteriore della coscia destra ed è stato costretto ad abbandonare il campo. Gli esami eseguiti al J-Medical hanno escluso lesioni. Le sue condizioni verranno monitorate nei prossimi giorni, recita il comunicato del club bianconero. Brutta notizia dunque per Maurizio Sarri, che avrà bisogno del Pipita e di tutta la rosa in vista della ripresa del campionato. I club di Serie A contano 350.000 abbonati che con gli stadi chiusi causa Covid-19 registreranno un forte danno economico, visto che hanno già pagato per assistere a uno spettacolo ora disponibile solo in TV. Si parla di riaprire gli impianti per un numero ristretto di tifosi a luglio, ma anche in quel caso non tutti gli abbonati potranno avere il loro posto. Verranno risarciti? Difficile, perché almeno la metà delle squadre della Serie A ha infatti inserito nell'abbonamento clausole secondo cui qualsiasi cosa accada non esiste un diritto al risarcimento. Le associazioni dei consumatori sono pronte a dare battaglia, ma anche a livello di immagine una società che abbandoni i propri tifosi non farebbe una bella figura. Tra le soluzioni possibili si parla di voucher per la prossima stagione, mentre in caso di riapertura limitata in queste ultime partite si potrebbe ragionare su turni oppure pensare a un sorteggio. Il comitato di presidenza della FIGC sta progettando un fondo salva calcio da 21.700.000 euro destinato ad aiutare le categorie inferiori alla Serie A, come da proposta del presidente Gabriele Gravina. Si tratterebbe di aiuti in favore di club, calciatori e tecnici di Serie B, C dilettanti e a favore del calcio femminile. L'intervento verrà votato nel prossimo Consiglio federale che si terrà l'8 giugno e secondo Gravina si tratta di un'iniziativa senza precedenti. Una grande assunzione di responsabilità che la FIGC prende in favore del sistema calcio nel suo complesso. Si tratta di uno stanziamento diretto la cui entità fungerà sicuramente da volano per la ripresa, ha dichiarato il presidente della FIGC. L'Agenzia delle Entrate ha denunciato Diego Costa per frode fiscale, condannandolo a 6 mesi di carcere. Secondo il quotidiano spagnolo El Mundo, il reato sarebbe stato commesso durante la stagione 2014-2015, in cui ha lasciato l'Atlético Madrid per trasferirsi al Chelsea. L'attaccante si è dichiarato colpevole di un reato fiscale di 1,1 milioni di euro. È riuscita ad evitare la prigione impegnandosi a pagare una multa di 543.000 euro e a rimborsare la quota defraudata. Costa si sarebbe anche rivolto all'Atlético Madrid chiedendogli aiuto per i problemi fiscali. Il club avrebbe rifiutato, ma gli avrebbe concesso un anticipo per non avere problemi di pagamento.